Allora, a Cosenza, vediamo quello che sta accadendo. Intanto vediamo il nostro grande generale, il nostro grande signore della guerra, lo mandiamo immediatamente dall'altra parte per assassinare il generale avversario con un bel massacro. Vediamo se riesce a effettuare la sua azione appunto di successo. Avanti amico mio, nemico ferito. Nonostante un attacco rapido il campione ha solo ferito il nemico, ma ovviamente è sempre qualcosa di positivo perché ha reso il nostro campione sempre più abile. Intanto il nostro generale qui ha guadagnato un ottimo... ovviamente il nostro, eccolo qui, il signore della guerra ha guadagnato un altro grado per la sua abilità principale. Lo rendiamo come al solito sempre più autorevole. E per quanto riguarda il nostro generale non ha guadagnato niente dopo quella grande battaglia. I vincitori di Brauco mi sembra che si ritrovano da questa parte. Eccoli qua. Allora, vediamo un po', una truppa spartana proprio nei riguardi della nostra cittadina di Cosenza, ragazzi. Allora, questa bella unità che d'attacco, i guerrieri del Guado, mi sa che ha raggiunto il massimo delle unità per quanto riguarda l'arruolamento, con il nostro grande ninja, eccolo qua, Dumelaluono, eccolo qua. Vediamo di condurlo da questa parte per sabotare l'esercito militare, intercettare gli ordini. Rivela un esercito e un insediamento agente alla fazione. Fornitura di veleno, distruggi salmerie, riduce il bonus equipaggiamento per tutte le unità. Fornitura di veleno, ragazzi, diamogli un pochettino di topi per colazione, rendiamoli un pochettino più stupidi al mattino, in modo tale da non riuscito, come al solito amico mio, sei proprio un bel fallito, un fallito proprio con la stella nel petto. Allora, mi sa che ha raggiunto un altro livello in più, rendiamolo sempre più abile, come ho detto appunto nell'autorità, ma con questa bella unità appunto terrestre comandata dal nostro generale potremmo fare qualcosa. Innanzitutto rendiamo sempre l'altro generale autorevole per dare più morale alle unità. A Belleatri possiamo spostare questo esercito, abbiamo 40 di ordine pubblico, proprio questa cittadina non aveva proprio intenzione di subire la soppressione romana. Vediamo di creare qualche bella balista britannica proprio nei riguardi di questo esercito, però innanzitutto vediamo con i campioni di Albione di fare qualcosa. A Roma possiamo allontanare il nostro da Roma possiamo allontanare il nostro esercito, perfetto. Allora, vediamo di attaccare questa bella unità avversaria, questa ultima birema, con una bella modalità d'attacco aggressiva per mandarla in fondo e fargli fare una bella visitina a Nettuno, Poseidone, che si ritrova seduto sul suo bel trono con il tridente in mano, perfetto. E adesso vediamo di capire che cosa combinare. Allora, io non vorrei ragazzi che una flotta sbarcasse qui da queste parti e ci conquistasse l'intera cittadina, quindi vediamo un pochettino. A Belleatri io direi di costruire un bel maniscalco per, nonostante l'ordine pubblico, miglioreremo le nostre capacità di espansione. A Napoli, eccola qui, vedremo. Intanto vediamo di capire cosa fare. Io direi, vediamo un pochettino le unità che abbiamo disponibili. Sì, di spedire questo esercito alla conquista quindi del territorio spartano, ragazzi, proprio di Brindisi, da questa parte. Vediamo di muoverci proprio verso il confine. Roma per adesso la lasciamo senza alcuna unità, nella speranza che non arrivi ovviamente alcuna unità avversaria. Nel caso abbiamo delle ottime unità di difesa. E soprattutto vediamo se possiamo creare una nuova forza d'attacco, magari un nuovo esercito. Eccolo qua, creiamo un esercito nuovo proprio nei riguardi di questa bella cittadina e andiamo a reclutare proprio delle nuove unità. Allora, vediamo un pochettino. Purtroppo Roma non ha grandi possibilità, ancora la fornace del bronzo deve essere ultimata, però sicuramente possiamo fare qualcosa nelle altre cittadine. Ok ragazzi, rimaniamo per adesso così. Intanto queste spade del potere vediamo di farle rigenerare per benino, mettiamole appunto da questa parte con un bel accampamento fortificato per renderle ancora più difensive. A Cosenza qui come sta andando? Abbiamo ottime possibilità. L'esercito romano per adesso è tenuto sotto mano. Da questa parte come sta andando? Possiamo ancora muoverci in avanti, però io dico di rimanere per adesso così. Perfetto, per adesso stiamo realizzando tutti i nostri obiettivi. Potremmo arruolare dei mercenari, però io dico che invece di mercenari ci serve un'altra spia, ragazzi, magari abile nei combattimenti e abile nelle sue possibilità di servizio, come per esempio il nostro grande ragazzone, eccolo qua, Cannicios, abile ovviamente negli assassini. Vediamo di reclutarlo e di prepararlo proprio a un bel combattimento. Benissimo, allora abbiamo impostato l'obiettivo di combattimento, abbiamo impostato la nostra flotta da questa parte, proprio pronta a sbarcare nei riguardi della nostra grande cittadina. Vediamo un pochettino, qui miglioriamo ovviamente il nostro pozzo per migliorare sempre l'economia. Benissimo, e va bene anche da questa parte. L'altare di Rosmerta non è opportuno, però passiamo il turno e vediamo quello che accadrà. Mi dispiace ragazzi se in questi ultimi giorni non ho caricato alcun gameplay, però ho avuto davvero diversi impegni. Però adesso dalla prossima settimana cercherò di giocare nuove avventure con molta più rapidità. Intanto l'esercito romano con circa 900 uomini tenta l'assalto nei riguardi di Cosenza, però sicuramente sortita. Clicca qui per caricare il nemico prima che raggiunga il tuo insediamento, ma non c'è neanche bisogno, abbiamo 3000 uomini. Ovviamente ben sapete ragazzi che l'avversario non ha possibilità, quindi una bella
bella vittoria decisiva in modalità aggressione, spedirà il generale romano con un calcio nelle parti basse, una spada proprio nella testa al tappeto, e Roma dichiara quindi la distruzione con quest'ultimo attacco nei nostri riguardi. Benissimo ragazzi, allora come vi ho detto arriveranno adesso dei tanti gameplay riguardanti Runway e Road Adventure. Ho deciso quindi insieme a voi, visto le vostre i vostri commenti positivi, quindi continuerò questa serie, quindi arriveranno tanti gameplay su questo gioco, magari appunto nei prossimi giorni. Vi informo che sono riuscito a trovare un bel assetto per quanto riguarda la nostra autovettura in Formula 1 2013. Ho terminato la prima sezione delle prove libere, delle qualifiche, scusate. L'assetto risponde bene, l'auto risponde bene, i problemi iniziali per adesso non ci sono più, e quindi a breve, ma proprio tra qualche giorno, proprio nel fine settimana, arriverà il Gran Premio di Silverstone, ovviamente salvo diversi imprevisti. Comunque ragazzi, ovviamente come vi ho detto arriveranno anche dei nuovi gameplay su Euro Truck Simulator 2 in questa settimana, in questo fine settimana, quindi con molta più frequenza, proprio perché adesso sono un pochino più libero del passato, di queste ultime settimane, ovviamente molto impegnata a livello di studio, a livello scolastico. Bene, intanto mi avete consigliato di continuare a ricercare in ambito militare. Ovviamente vi do ragione, però voglio continuare a ricercare l'ambito della catapulta, perché è molto importante. Avete visto Sparta quanto è forte ragazzi, ancora prima di terminare questa campagna ci faranno sudare sangue prima di arrivare direttamente al nostro obiettivo. Sparta ha grandi possibilità di vittoria, però anche noi non è che siamo messi molto male. Allora, una nobile fine, ancora? Chi è morto questa volta? L'edizione è stato sicuramente il nostro uomo principale, che è appunto morto a causa di questa dannata incursione del generale nemico. Intanto gli alleati confermano l'obiettivo di guerra e i richiami del dovere portano un nuovo generale, anzi un nuovo ammiraglio, a partecipare quindi alla nostra bella flotta che si ritrova dall'altra parte. Benissimo, i nostri uomini hanno incaricato gli alleati a conquistare Apollonia, proprio da questa parte, e adesso vediamo di definire il nostro aspetto bellico. Il nostro grande Onnorix vediamo di mandarlo definitivamente da questa parte, lo mandiamo in missione segreta ragazzi, silenzio, che deve partire per appunto l'altra appunto proprio per il territorio del Peloponneso. Il nostro spione lo mandiamo proprio nei riguardi del territorio siciliano, facciamogli attraversare quindi lo stretto, la sezione appunto di Reggio Calabria, eccolo qui, per arrivare immediatamente dall'altra parte. Allora, con questo bel esercito tenteremo l'attacco a Brindisi, vediamo quello che succede. Allora, vediamo un po' le unità. Attenzione, che c'erano delle belle unità nascoste proprio da quella parte. 1800 unità ragazzi contro ben 2600. Questa non è una battaglia che si può combattere. Certamente dobbiamo ritirarci e tornare immediatamente indietro. Attenzione ragazzi, che potremmo vedercela addirittura molto male da questa parte. Ci sono delle unità nascoste qui dentro. Mi sa quindi che il nostro grande signore della guerra dovrà invertire marcia e tornare un attimino indietro per darci una mano con questa città. Allora, le unità che stiamo reclutando a Roma, abbiamo finalmente ottenuto il nostro grande generale Velleatri, eccolo qua, Velleatri, scusate, il volere di Andraste lo trasportiamo immediatamente a Roma, e queste unità le portiamo direttamente da questa parte per farle addestrare nella maniera migliore. Allora, vediamo un pochettino a Velleatri, ancora deve essere definito il maniscalco, a Roma deve essere finita anche questa bella costruzione. Intanto continuiamo a migliorare l'agricoltura, soprattutto per quanto riguarda la cavalleria. L'ordine pubblico per adesso è perfetto, e quindi costruiamo anche una bella cittadina barbarica che ci offre olio d'oliva. Ottimo, l'olio d'oliva ragazzi, è fantastico, proprio perfetto per cucinare, quindi cibo, crescita, morale per le unità proprio a Napoli. Va bene, l'ordine pubblico qui non è un problema, quindi vediamo di stare attenti. Allora, a Napoli per adesso non ci sono grossi problemi. Per conquistare quella città avremo bisogno di 2 eserciti, quindi ecco perché sto cercando di creare queste unità. Vediamo di metterle qui con questo bello spione, vediamo di andare in avanti per sabotare la cittadina avversaria, iniziando a distruggere, appiccando incendi, le principali infrastrutture. Da questa parte come sta andando ragazzi? Stiamo migliorando le nostre possibilità di ripresa. Dobbiamo rimanere per adesso qui ragazzi, scusate per l'attimo. Ferito? Il tuo agente è stato ferito mentre è in azione. Maledizione, non sei riuscito neanche ad appiccare un incendio. Quanto ci vuole? Prendi un attimino un fiammifero e lo getti su un pochettino d'olio di balena. A quei tempi non è che c'era grande possibilità per infiammare, però un pochettino d'olio lo potevi utilizzare, amico mio,
proprio non se ne parla. Allora il nostro esercito sta per essere, la nostra flotta sta per essere ultimata. Con questa flotta sicuramente riusciremo ad andare molto in avanti, altre possibilità di miglioramento economico, il nostro pozzo. E per adesso sta andando abbastanza bene tutta la situazione nord. Vediamo un pochettino, qui ovviamente a Nemosos c'è un po' di ordine pubblico in meno. Vediamo di creare qualcosa di più interessante da queste parti, ovviamente ancora non possiamo. Il nostro esercito che si ritrova al nord continua a mantenere l'ordine pubblico come meglio può e ovviamente è importante. Però adesso io direi, ragazzi, di tornare un attimino nel sud e ragionare un attimo. Allora, vediamo un po', abbiamo definitivamente ottenuto il controllo del nostro territorio della Magna Grecia, però adesso dobbiamo organizzare un bell'attacco. Allora, certamente Brindisi deve essere conquistata e quello sarà un assedio davvero molto ma molto interessante. Quindi intanto i nostri cari cartaginesi si avvicinano verso appunto le nostre coste per difenderci. Attenzione a Sparta, ragazzi, Sparta avanza con la sua unità di cavalieri probabilmente verso il nostro esercito. Battaglia campale di tutto rispetto. Mamma mia, ragazzi, questa, ecco perché appunto ci troviamo in netta, cioè l'icona del, come dire, delle possibilità è proprio pari a quelle che abbiamo disponibili, perché abbiamo 1800 uomini contro 1700. Però date un'occhiata agli avversari. Gli avversari hanno degli opliti spartani che sono sicuramente molto abili nel combattimento e sicuramente migliori delle nostre unità. Quindi combattere con un esercito del genere, appunto la paura di Ares, dio della guerra, con i nostri campioni di Albione, non credo, ragazzi, che riusciremo a distruggere questa unità, perché date un'occhiata, hanno molti lancieri, anche esperti, molto più abili di noi, cavalleria ottima nel combattimento, abbiamo noi più che altro fromboliere, un esercito di supporto, quindi non me la sento di combattere questa battaglia. Ritiriamoci un attimino indietro. Ovviamente se gli avversari avanzeranno combatteremo questa battaglia fino all'ultimo. Ancora le truppe spartane invadono le nostre coste, tentano appunto di sollecitare i nostri confini principali per darci un pochettino di fastidio. La battaglia l'avrei potuta combattere, ragazzi, però ho già provato in singolo giocatore, nelle battaglie personalizzate, a sconfiggere le falangi degli opliti spartani, e se ovviamente non abbiamo delle unità molto possenti come gli opliti o addirittura i fedeli al giuramento che combattono e attaccano di lato. Attenzione, i Getuli, il ritorno dei Getuli, ovviamente dal fiume dei morti, dal regno dei morti. Eccoli qua, i Getuli attaccano i libici e sicuramente dobbiamo entrare in guerra a fianco dei nostri alleati. Ovviamente questa fazione ci ha dato del filo da torcere, è resuscitata, ma la rispediremo sottoterra con un bel calcio nel sedere. Allora, mi sa che abbiamo ultimato la nostra possibilità diplomatica. Adesso vediamo quello che possiamo combinare. Come vi ho detto, avrei potuto combattere la battaglia, ragazzi, però vi ho detto che i nostri uomini con spada sono unità che sono più abili nella difesa corpo a corpo più che nell'attacco, quindi avrei perso tanti uomini e se avessi vinto avrei proprio distrutto il mio esercito. Per adesso voglio combattere nel momento in cui mi sento abbastanza sicuro e non rischiare molto. Allora, abbiamo visto la guerra dichiarata di Cartagine ai Getuli, ovviamente un bel tratto acquisito per il nostro signore della guerra, e adesso vediamo quello che sta accadendo. Non vorrei che gli spartani che erano da queste parti creino dei problemi. Dobbiamo agire con le nostre spie, ragazzi. Vediamo di portare immediatamente da questa parte la nostra spia principale, ragazzo mio. Vediamo di procedere. Muoviti, prendi a frustate il tuo cavallo. Ok, benissimo, vedi di farlo muovere. Bene, 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 col frustino. Ok, allora, vediamo un pochettino. Vediamo di continuare a sabotare la cittadina per magari incitare disordini e portare gli schiavi dalla nostra parte. Vediamo se possiamo fare una cosa del genere, ragazzi. Avanti, amico mio, inizia a diffondere il malaugurio. Avanti, sabotaggio riuscito. Le tue parole hanno il potere e la tua spia è riuscita a far calare il livello di ordine pubblico e ha fatto salire la probabilità di disordini. Benissimo, allora facciamo diminuire l'ordine pubblico radicalmente. I campioni di Albione, come dire, sono sempre più attenti a vedere quello che sta accadendo. Il maniscalco ancora non è stato ultimato, maledizione. Non vorrei essere preso alla sprovvista dall'altra parte. Vediamo un pochettino, ci serve un'altra spia, ragazzi. Eccola qua, vediamo se possiamo portarlo proprio da questa parte per intercettare magari degli ordini. Potrebbero esserci delle unità, ragazzi, nascoste qui proprio da queste parti. Mi sembra però di aver reclutato un'altra spia. Ah, è stata ferita, va bene. Allora, è necessario portare immediatamente la nostra unità navale. Eccola qui, definitivamente ultimata. L'ultima unità per adesso la possiamo lasciar perdere. Vediamo come va. Sì, abbiamo un'unità abbastanza possente. Abbiamo necessità di questa bella imbarcazione. Portiamola immediatamente, ragazzi, da quella parte, perché abbiamo bisogno di difendere appunto i nostri confini e le nostre acque. Ok, abbiamo ancora tanti soldi a disposizione, e da questa parte vediamo di creare magari un'altra bella flotta sotto il comando magari di un reclutatore d'assalto. Eccolo qua, e vediamo di ordinare altri uomini proprio da questa parte. Benissimo, bene.
Ok, in 4 turni avremo una truppa di supporto proprio da quella parte. A Roma ancora la situazione deve essere ultimata, però preferisco ragazzi arruolare da queste parti, precisamente in Italia. Allora, a Napoli, allora dobbiamo definire una bella cosa a Napoli. Allora, sicuramente c'è tanto ordine pubblico, però sicuramente... allora, io direi di convertire il nostro bosco di Rosmerta in qualcosa di più attivo per quanto riguarda il combattimento. Anzi no ragazzi, sì, rendiamo quindi Napoli attiva dal punto di vista bellico, perché abbiamo addirittura 2 altari di Rosmerta, quindi non vorrei sovraccaricare quindi la nostra possibilità d'attacco. Allora, vediamo un pochettino, da questa parte sta andando tutto bene, stiamo recuperando le forze, ancora mancherà qualche attimo, non abbiamo nessuna possibilità di reclutamento a Cosenza perché dobbiamo certamente riconvertire il tutto. Allora, a Cosenza io direi di convertire questo piccolo bosco delle ninfe nell'altare di Rosmerta per dare ancora ordine pubblico in più. Il nostro paese barbarico, anzi più che paese barbarico, io direi di demolire e costruire una bella cittadina barbarica, e invece di avere una fattoria creiamo sempre qualcosa che ci dia questa volta del cibo, perché ne abbiamo di meno dell'altra volta, quindi dei campi di raccolta potrebbero andare molto bene per le nostre unità principali. Ok, la Libia sta cercando di spingere proprio da questa parte per evitare quindi dei problemi, addirittura Siracusa è stata conquistata dalla Libia, non è un problema ragazzi, io voglio solo vincere la guerra, mi voglio solo espandere da questa parte, quindi se la Libia riuscisse a intrufolarsi ad Apollonia, noi avremmo l'opportunità di dirigerci verso Sparta. Non è un problema quindi che sono riusciti a conquistare Siracusa, quindi sicuramente il nostro obiettivo per adesso è Brindisi. Non abbiamo per adesso possibilità di reclutamento perché, come avete visto, a Cosenza non ci sono possibilità di farlo, però possiamo reclutare delle unità di mercenari e mi farebbe davvero molto comodo avere degli opliti mercenari. Vediamo di fare una differenza tra opliti e mercenari per avere anche un'idea di come combattono gli avversari. Danno arma 32. Vediamo i nostri uomini, 38, 44. Oppure, vediamo un pochettino, bonus di carica 22 contro 23, difesa 60 contro 69, armatura 67 contro 65, salute 50 contro 50, morale ovviamente 59 contro 63. Mentre le unità di... vediamo un pochettino, perché non possiamo reclutare questa unità? Ecco, ovviamente esiste una differenza radicale con gli opliti veterani mercenari, quindi ragazzi cerchiamo di aprire un bel prontuario di guerra e capire più o meno come combattere. Vediamo un pochettino le differenze. Sicuramente i nostri uomini non possono avere speranza contro i veterani corazzati, quindi magari dobbiamo arruolarli noi stessi. Perché non possiamo arruolarli? Nessun mercenario disponibile, verranno reintegrati col passare del tempo, va bene. La cavalleria cittadina mercenaria sembra molto più abile della nostra, quindi magari possiamo ragazzi rinforzare il nostro esercito con delle unità mercenarie per vincere ovviamente la guerra. Dobbiamo reclutare sia opliti mercenari che ovviamente opliti veterani. Cominciamo col reclutamento ragazzi, anche se dovessimo neutralizzare le nostre unità di lancieri base, perché dobbiamo essere al passo con i tempi. Magari qualche bella cavalleria in più cittadina potrebbe farci comodo, una bella cavalleria tarantina, vediamo un po'. No, cavalleria mercenaria potrebbe andare più che bene. Ok ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Come avete ben potuto vedere abbiamo passato nuovamente il turno, attendiamo la prossima mossa del nostro avversario e come vi ho detto nei prossimi giorni arriveranno dei gameplay narranti ovviamente altre vicende di altri game che ve li ho appunto citati in passato, ma attenzione che proprio a Brindisi, avete visto, non so, proprio è stato un attimo, l'avversario ha continuato a rinfocillare la cittadina, è piena ovviamente di... guerrieri, quindi la battaglia ragazzi sarà mostruosa proprio per la conquista di Brindisi. Sparta continua sempre a circondarci, la guerra è proprio alle porte come si deve. Già abbiamo combattuto una battaglia vinta proprio col sudore proprio da quella parte. Attenzione che anche Arimium si introduce in Italia, stiamo per essere schiacciati ragazzi. Se non giochiamo bene ragazzi qui tentiamo di perdere i nostri possedimenti in Italia. Quindi ragazzi, come vi ho detto, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo gameplay tramite magari un bel voto o un commento. Nei prossimi giorni arriveranno altri gameplay di Runway Road Adventure e quindi fatemi sapere la vostra opinione tramite un bel voto o un commento ragazzi. Ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay. Ciao a tutti ragazzi.